L'esempio più eclatante è quello della passata di pomodoro che abbiamo visto negli anni passati, il triplo concentrato proveniente dalla Cina con l'aggiunta di acqua nel nostro paese veniva venduto come prodotto italiano sui mercati internazionali. Questo è stato attenzionato anche dalla stampa estera, identificato come un grande inganno. Prodotti stranieri, spesso importati da fuori Europa di bassa qualità, che vengono italianizzati grazie a lavorazioni minime per essere poi esportati all'estero come made in Italy. Ci sono carciofi egiziani che in Italia diventano sott'aceto, la cagliata ucraina che diventa mozzarella o petti di pollo che arrivano dal Sud America. Eccoli esposti alcuni dei più grandi inganni del codice doganale. La tappa padovana del Tour nazionale di Coldiretti ha riunito oltre 3.000 agricoltori di tutto il Veneto per chiedere l'abolizione della norma che consente di italianizzare prodotti stranieri. L'abolizione dell'ultima trasformazione sostanziale diventerà la madre di tutte le battaglie per l'agroalimentare nazionale ma anche per quello veneto. Significa evitare che prodotti che vengono importati dall'estero e manipolati o con una piccola trasformazione diventano di provenienza italiana. Riteniamo che sia un'operazione di trasparenza e di verità per i nostri produttori ma anche per i nostri cittadini consumatori che da questo devono trovare la possibilità di acquistare nei supermercati o in qualsiasi punto vendita prodotti del territorio e prodotti nazionali fatti con i più alti standard qualitativi. In Italia c'è l'obbligo dell'etichetta di origine che consente al consumatore di conoscere la provenienza del prodotto, ma questo non in Europa, dove la mozzarella può essere fatta con latte tedesco, polacco, di caglia ucraina appunto e poi venduta come made in Italy, così come la pasta fatta con il grano canadese glifosato. Questa cattiva pratica consentita dall'Europa, così come i falsi prodotti italiani ma che sono cosiddetti Sounds of Italy, cioè che richiamano nel nome un prodotto italiano all'estero, hanno raggiunto la cifra record di 120 miliardi di euro, colpendo le specialità italiane, soprattutto quelle DOP. È un altro fenomeno che oggi cuba quasi 2 volte la nostra esportazione, soprattutto negli Stati Uniti, che dobbiamo combattere sia in Europa ma anche all'estero per dare proprio quella trasparenza e tracciabilità dei nostri prodotti che oggi invece vengono copiati o italianizzati in maniera impropria o illecita e che riteniamo siano invece da vietare, da sanzionare. In testa ai più taroccati alcune DOP del Veneto come il grana padano e l'asiago e poi salumi, olio e conserve. Dire esattamente qual è la provenienza di un prodotto agroalimentare partendo da quello che è il prodotto agricolo. Più trasparenza creiamo, più valore economico distribuiamo sulle nostre imprese, ma soprattutto diventa anche una risposta in termini occupazionali, in termini sociali, perché grazie all'agricoltura e all'agroalimentare, quello trasparente, siamo riusciti in questi anni a far crescere sempre di più la possibilità di dare certezza alla nostra collettività.